enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. Oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro ed argento diventerà, senza passare dalla stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone una canzone suonerà. E con le mani amore, per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. Senza fame e senza sete, e senza aria e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso il cielo, nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani amore, con le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò e non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. E senza fame e senza sete, e senza aria e senza rete, voleremo via. Ci fa piacere aprire il nostro tempo nuovo con questo omaggio dei giornalisti calabresi ai colleghi che hanno lavorato, si sono impegnati nel tempo delicato della pandemia. Bisogna dire che abbiamo fatto il nostro dovere, certo è stato difficile, ma è ciò che deve fare una sana informazione. L'idea del filmato che avete visto, di questa bella voce del canto, e di Emanuele Armentano, direttore di Diritto di Cronaca con la passione della musica,
e del suo coro che si chiama Voci di Pace. La canzone scelta, lo avete sentito, è La donna cannone di Francesco De Gregori. Al piano Antonella Salerni, la chitarra di Emanuele Armentano, le voci di Anna Rita Cardamone, Rita Assunta Castellano, Alessandro Chiappetta, Vincenzo Alvaro, Michele Martinisi, Roberto Galasso, Franco Lorenzo, Nadia Macri, Carla Monteforte, Giuliana Scura, Johnny Fusca e Claudia Vaccaro. Mi è piaciuto leggerlo per non dimenticare nessuno e d'altronde è stata davvero una bella iniziativa. Entriamo nel vivo della trasmissione di oggi perché ci occuperemo di teatro. Come sapete il 15 giugno si riapre, ma la domanda è: ci sono le condizioni? Come si riaprirà? Chiaramente ci sono dei paletti, le compagnie, i teatri saranno in grado di rispettare le regole imposte. Ne parliamo e li vedo in collegamento Skype. Ringrazio per aver accettato il nostro invito Dario De Luca, lui è attore e regista, fondatore insieme a Saverio Laruina della compagnia Scena Verticale, direttore artistico del Festival Primavera dei Teatri. Di lui potremmo dire tanto altro, ma magari ne parleremo con te nel corso della nostra trasmissione. Grazie a Imma Guarasci, la vedo nella sua postazione. Lei è teatroterapeuta, ma è anche tanto altro, consigliere nazionale della Federazione Italiana di Teatroterapia, socia della Federazione Italiana di Teatro Amatoriale. Lei è anche regista. E grazie anche per aver accettato di essere con noi a Domenico Pantano, attore, regista, fondatore del Centro Teatrale Meridionale. Una vita per il teatro che appunto da passione è diventato uno stile di vita, ha costruito tante cose. Anche con lui parleremo di ciò che ha fatto, ma soprattutto delle prospettive che si aprono per il teatro in una regione difficile poi come la nostra. Però io vorrei cominciare chiedendo a tutti e tre i nostri ospiti se a loro giudizio ci sono le condizioni per ripartire il 15 giugno. Dario, partiamo da te. Va benissimo, buongiorno a tutti, buongiorno pure a Im e a Mimmo, amici, e buongiorno a tutti i telespettatori. Guarda Rosalba, naturalmente è un momento difficile, un momento complesso, e anche immaginare delle ripartenze così poco chiare per il momento, insomma, lasciano un po' basiti. Nel senso che da una parte c'è la grande voglia da parte degli artisti e da parte insomma, di tutto il comparto dei teatri di ripartire, c'è anche una necessità di ordine economico. Però insomma ancora i cosiddetti protocolli sono abbastanza vaghi. Si parla tantissimo della tutela degli spettatori e di come potrebbero essere contingentati dentro degli spazi all'aperto o al chiuso. Molto di meno si parla della salvaguardia degli attori, per cui magari delle situazioni in cui degli spettacoli hanno una forma monologante, oppure con dei musicisti che puoi tenere comunque a una distanza sul palco, per altre sicuramente situazioni spettacolari più complesse si crea una forma di ostracismo in questo momento. Per cui insomma io vedo un po' di confusione. Io speravo che la pausa che la pandemia ci ha per forza regalato potesse diventare, cioè ci fossimo presi questo lusso per riflettere su noi stessi, sul nostro comparto, e ci siamo accorti che tante cose non funzionano. Però in questa ripartenza mi sembra che ci ritroveremo con una serie di problematiche forse anche aumentate. Dario, Cioè, probabilmente... vi siete sentiti un po' messi da parte, un poco dimenticati da parte del governo?
Ma guarda, io ti dico, so che appunto delle cose succedevano, nel senso che avevo contezza che il Ministero stava ragionando anche con dei tavoli di concertazione, con una serie di strutture che si occupano anche della salvaguardia, per cui sapevo che dei lavori si stavano facendo nel silenzio, per cui tutti erano preoccupati. No, io non mi sono sentito messo da parte, onestamente. Però adesso non vorrei che per queste ripartenze precipitose ci fossero quindi delle offerte al ribasso, ci fosse uno sbilanciamento in negativo sulle tutele degli attori delle compagnie, perché magari sicuramente adesso si creerà un'offerta spettacolare eccessiva, bulimica. Stiamo attenti, vorrei che fossimo cauti anche nell'accettare poi le offerte, perché magari potrebbero essere, potremmo avere delle pressioni date dal fatto che abbiamo bisogno di lavorare. Certo, no, Quindi... mi rendo conto che è molto complesso come ragionamento. Non a caso nei giorni scorsi Walter Veltroni, in un editoriale sul Corriere della Sera, ha proprio chiesto un piano per gli artisti e per l'arte, un piano per la ripartenza. La dice tutta, significa che, come dici tu, c'è ancora molta confusione, le linee non sono chiare o sono difficilmente applicabili. Mi pare di capire che la tua risposta è che non ci siano le condizioni per ripartire. Imma Guarasci, tu hai un osservatorio diverso perché teatro amatoriale, perché sei teatro terapeuta, però la pensi come Dario o per questo ambito è più facile? Innanzitutto ti ringrazio Rosalba per avermi invitato, ringrazio Luca Chito, ringrazio Ten per aver creato questo spazio di trasmissione per poter affrontare questa problematica. Allora, io particolarmente la penso come Dario, nel senso che credo che lo scopo del teatro non è quello di copiare la vita, ma è quella di trasformarla. Un po' questa concezione la riprendo dal mio maestro Walter Rori, che è il fondatore della teatroterapia e che viaggia la logica del teatro come possibilità di una riscrittura della vita, del cambiamento. Quindi credo che il compito di noi operatori in questo punto di crisi di affrontare una serie di tematiche e di renderle più vivibili e appetibili per quelli che possono essere i nostri spettatori, chi ci guarda. Perché siamo comunque un esempio, no? Nel teatro si rappresenta un qualcosa che è l'essere umano e quindi qualsiasi nostro. Allora Imma, abbiamo un po' di problemi nel sentirti e nel vederti. Speriamo di ripristinare al più presto il collegamento e la linea perché, ripeto, ci sono delle sbavature e vorremmo correggerle. Nel frattempo, Domenico Pantano, dalla tua esperienza, no? Intanto pensi che si possa ricominciare in queste condizioni? Quindi è la stessa domanda un po' posta agli altri. E poi è davvero il momento più buio per il teatro? Beh, intanto un caro saluto a te per l'invito che mi hai fatto e a tutti i telespettatori che in questo momento ci stanno guardando. In effetti è chiaro che il settore teatrale è uno dei settori più penalizzati del comparto lavorativo, in quanto presuppone obbligatoriamente la presenza del pubblico, quindi contrariamente magari a un'attività diversa dove si può anche lavorare in fabbrica e via dicendo, qui la presenza esterna del pubblico e più numeroso possibile diventa essenziale per la rappresentazione stessa. In effetti è chiaro che la problematica è molto complessa qui del settore, in quanto logicamente si lavora su un palcoscenico dove l'attore obbligatoriamente e per la rappresentazione stessa ha bisogno di essere in qualche modo a contatto con i colleghi e con gli altri interpreti che abbiamo sul palcoscenico. Quindi si tratterebbe anche di rivoluzionare in qualche modo anche la messa in scena e quindi andare, noi per esempio stavamo
e dovremmo e dovevamo essere già pronti per le prove di Giulietta e Romeo di Shakespeare, uno spettacolo complesso dove logicamente in scena ci stanno circa 16 attori, un lavoro diciamo mastodontico che doveva debuttare al Teatro Antico di Segesta e per le vicende che tutti sappiamo è stato logicamente è crollato questo tipo di progetto. Ora c'è una tendenza anche nei festival, in queste edizioni estive, che comunque in qualche modo potrebbero avere un minimo di attività, non un'attività a regime o piena, ma in qualche modo molto ridotta, con una linea, diciamo, di spettacolo sul monologo o su 2 attori, 3 attori. Questo, diciamo, potrebbe essere una soluzione momentanea, ma quello che logicamente bisogna anche sfatare è diciamo, il panico che c'è comunque nella testa del pubblico. Il pubblico è disponibile a partecipare? In che percentuale? Questo logicamente significa poi meno gente c'è e meno incassi e chi paga poi le differenze di incassi? È chiaro, una compagnia ha i suoi costi e logicamente si presuppone poi di avere un incasso in una percentuale considerevole che giustifica la rappresentazione stessa. Del teatro al chiuso in questo momento proprio si è un po' più lontani, bisogna rifletterci un po' meglio, approfondire l'argomento, perché per ora del teatro al chiuso, a mio giudizio, è difficilissimo poter operare. Tutto sommato... Quindi lei dice non ci sono ancora le condizioni, anche lei come Dario ha questa percezione, no? Perché ci sono troppi punti oscuri in queste linee che insomma non si capiscono, o meglio, vanno interpretate, vanno chiarite, perché una linea deve essere chiara e voi dovete sapere come operare sul palcoscenico e poi con gli spettatori. Mi pare che sia chiaro il suo discorso. Questo è il problema, certo, il problema è proprio questo. Sì. Il problema è proprio questo, da affrontare e da capire. Non ci sentiamo esclusi, ecco, tutto sommato io non credo che ci sia un'assenza totale. In qualche modo Franceschini si è prodigato, il ministro, diciamo, dei beni culturali, a favore in qualche modo trovare le soluzioni. Certo, le soluzioni non sono semplicissime, perché ci troviamo sempre, diciamo, di essere in qualche modo tutelati principalmente da un fatto di contagio. Certo, noi assolutamente, tra l'altro e gli spettatori stessi, Domenico, questa è la prima cosa. Mi rendo perfettamente conto anche di tante altre difficoltà, perché un attore sul palcoscenico, tu lo dicevi prima, deve rispettare la distanza di sicurezza e allora questa cosa diventa un problema. L'attore sul palcoscenico deve portare la mascherina, punto interrogativo, cioè queste sono le linee che dobbiamo seguire tutti. Diventa un altro problema, perché per voi il volto, le espressioni, insomma la mimica facciale è messaggio con il pubblico, è lavoro. Allora anche tutto questo va rivisto. Imma Guarasci, insomma, secondo te invece queste condizioni ci sono o no? Chiudiamo il discorso che avevamo lasciato interrotto a metà prima, ti vedo meglio. Allora, l'allegato 9 della DPCM del 17 maggio ha un punto elenco di 13 considerazioni appunto sugli spettacoli dal vivo e per il cinema. Il primo, diciamo, è quello del mantenimento del distanziamento interpersonale anche tra gli artisti. Sappiamo benissimo che fare teatro significa stare a contatto con gli altri attori, utilizzare una certa prossemica, avere a disposizione le armi appunto del corpo e della voce, per cui questo distanziamento interpersonale tra gli artisti è veramente, credo sia veramente difficile, tranne nel caso dei monologhi in cui magari ecco, è più fattibile un'operazione di questo genere. Sicuramente bisogna ripensare i luoghi e gli spazi deputati per le rappresentazioni teatrali. Ecco, forse questa crisi ci pone nella condizione, come diceva Dario, pone nella condizione noi artisti di ripensare una serie di dinamiche, di capacità di reinventare il teatro in luoghi e spazi diversi che potrebbero diventare nuovi teatri.
non so, rivalutare anche gli spazi, i beni culturali, quello che è il paesaggio del nostro territorio e rappresentare all'aperto, in virtù di una stagione estiva che consente questo tipo di dinamica, può in qualche modo agevolare la possibilità di una ripartenza. Certo, allora abbiamo capito che c'è molta preoccupazione per queste nuove disposizioni. Tra l'altro almeno le direttive che arrivano dal Ministero parlano di 1000 persone negli spazi aperti, 200 in quelli chiusi, sono previsti posti a sedere preassegnati, obbligatoria la distanza di almeno 1 metro tra gli spettatori. Queste sono le linee guida del DCPM che ormai siamo abituati a conoscere, no? Dario, riparto da te. L'estate sicuramente aiuta la ripartenza perché gli spazi all'aperto è più facile gestirli, probabilmente ci sarà anche meno ansia da parte degli spettatori ad arrivare, a venire a godere di uno spettacolo, quindi la bella stagione sicuramente sarà vostra alleata. Io noto però in voi, come dire, una incertezza su che cosa mettere in scena, su come rimodulare il vostro mestiere. Iniziative molte in cantiere, abbiamo parlato della Primavera dei Teatri, per esempio per quanto ti riguarda, che è stata annullata, vero? Cioè, allora, come si fa, come state lavorando, come vi state ripensando e poi anche un altro tipo di... mi piace aprire un altro fronte che è più pratico, cioè quello economico. Saltano degli spettacoli, significa nessun introito per chi come voi, come te, come Domenico, come Imma, ha deciso di fare di questa passione un lavoro, quindi per voi non è passione, è lavoro, allora diventa anche un altro tipo di problema, no? Molto più pratico. Gli artisti siamo abituati a pensarli come se non dovessero rispondere a delle esigenze reali, in realtà non è così. Sì, questo è un annoso problema che ci pone sempre davanti a delle cose anche un po' ridicole, no? L'altra sera il nostro presidente, appunto parlando del lavoro dello spettacolo, diceva che tanto ci fanno divertire e ci che hanno appassionano. suscitato parole che hanno suscitato molte polemiche, tra le altre cose, Sì, Dario, ho visto anche sui social. Sì, è stata infatti una delle cose che ha colpito in maniera negativa tutto il comparto. Sicuramente è stata una leggerezza, ma racconta come veniamo percepiti, perché io non ho sentito dire, che ne so, dei parrucchieri che devono riaprire, che ci fanno tanto carucci, e quindi, cioè, capisci? È come se il nostro comparto lavorativamente è sempre poco considerato, invece noi facciamo parte delle imprese di questa nazione, impresa culturale, ma impresa è, ci sono famiglie che vivono di questo mestiere, ci sono oneri sociali che vengono versati, giornate lavorative, eccetera, eccetera. Quindi c'è un problema naturalmente di cognizione del lavoro dell'artista. Io rispetto a quello che dicevi, sicuramente la stagione estiva ci porterà a trovare delle modalità. Come diceva Imma, possiamo reinventarci delle cose, inventarcele per l'estiva, inventare degli spazi, utilizzare forme di spettacoli itineranti, insomma, ci sono un po' di cose che si possono fare. È ovvio che il problema appunto delle 1000 unità minime all'aperto massimo di cui parla il DPCM è valida, ma deve tener conto anche della paura degli spettatori.
Cioè questa cosa che sottolineava Mimmo è una cosa di cui comunque bisogna anche tener conto, cioè quanto siamo disponibili a entrare in un luogo per vedere spettacolo insieme a una moltitudine di persone e quando ci sentiamo protetti. A me piacerebbe che lo Stato potesse incentivare anche la presenza del pubblico con per esempio una defiscalizzazione del biglietto, dei biglietti di entrata. Cioè se noi mettiamo da parte i biglietti della nostra fruizione culturale durante l'anno, come facciamo con gli scontrini della farmacia, e a fine anno abbiamo raccolto tot biglietti di teatro, tot biglietti di cinema, tot biglietti di visita ai musei e portiamo al nostro commercialista, perché sono defiscalizzati, probabilmente avremmo intanto la percezione che lo Stato crede realmente nel valore della cultura e che può fondare tutta la sua società anche sulla cultura. E probabilmente anche lo spettatore si accollerebbe il rischio di scegliere di partecipare ad eventi culturali anche con questo piccolo incentivo che è di forma economica ma soprattutto di forma mentale. Vuol dire che veramente lo Stato investe sulla cultura e ti invoglia a partecipare ad eventi culturali. Dario, mi sembrano due proposte molto, come dire, concrete, no? Che partono da imprese, come dicevi tu, culturali. E ne parliamo subito dopo la pubblicità anche con Imma e con Mimmo. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Tempo Nuovo, siamo tornati in studio, ve lo ricordo, ci stiamo occupando di teatro, quale sarà il futuro dopo il Covid, questa fase 2 bis che stiamo vivendo, quindi in realtà già dal 15 giugno potremmo riandare a teatro, assistere a degli spettacoli, a delle performance, ma siamo pronti e gli artisti sono pronti? È a questa domanda che stiamo cercando di dare una risposta, tra l'altro entrando in un mondo che è affascinante, è ricchissimo di prospettive e come sempre accade nei mondi complessi e anche sfaccettature ci sono di problemi da risolvere. Imma Guarasci, anche tu hai questa idea, nonostante insomma l'osservatorio, lo ricordo, del teatro amatoriale che forse è una costola che ti permette di guardare meglio la realtà, no? Dicevo, di imprese teatrali che però sono in qualche modo non considerate tali, quindi le imprese culturali, il mondo della cultura che quasi come se fosse parallelo e camminasse su una direttrice diversa dall'economia reale? Sicuramente il teatro amatoriale ha uno svantaggio anche rispetto al teatro dei professionisti, proprio perché non ricevendo dei contributi e spesso autofinanziandosi ha anche dietro una problematica economica da risolvere, per cui al di là dello spettacolo che sicuramente non sarà pronto perché molte compagnie amatoriali si riuniscono la sera in luoghi fortuiti che spesso non sono teatri ma sono anche abitazioni o sedi associative e che quindi non rispettano al momento tutte quelle norme che vengono richieste proprio per l'esecuzione e la preparazione degli spettacoli, hanno anche difficoltà perché non sono pronti proprio per l'allestimento per il vero e proprio spettacolo, per essere pronti al debutto, perché non hanno avuto la possibilità di provare, se non in maniera fortuita, inventandosi come abbiamo fatto noi con
con diverse associazioni affiliate alla Federazione Italiana Teatro Amatoriale, cioè collegandoci tramite piattaforme online e facendo delle prove online, ma sappiamo benissimo che il teatro è corpo, non è presenza, non è un qualcosa legato ad una telecamera, a un distanziamento sociale così come ci viene chiesto, perché va a mettere proprio in crisi quella che è la capacità dell'attore di relazionarsi con altri attori in teatro. Certo. Domenico Pantano, noi parlavamo proprio di professionisti del teatro, quindi di tante figure sia davanti, sia sul palcoscenico che dietro il palcoscenico, no? Quindi di tante maestranze del teatro, fatemi passare il termine, che in questo momento guardano con incertezza al futuro. Intanto ti chiedo, queste imprese culturali, così come le ha definite Dario De Luca, ma sono tali in tutto e per tutto, queste imprese culturali sono davvero, si sentono davvero imprese di serie B rispetto all'economia? E ancora la proposta che ha lanciato Dario sulla defiscalizzazione del biglietto di entrata, quindi questa mano d'aiuto dello Stato, ti sembra una proposta attuabile? E ancora ti chiedo, perché la tua esperienza è nota in Calabria e fuori dalla Calabria, in Italia, tu sei un punto di riferimento per il teatro, per cui quello che tu dici ha una valenza importante. Ti chiedo questo, il teatro risente anche un po' della non unione, quindi di non avere questa voce univoca che diventa poi perdita di potere nella contrattazione nello Stato per quanto riguarda proprio la condizione dei propri lavoratori? Sicuramente sì, nella concezione giustamente hai toccato e messo il dito sulla piaga. Dobbiamo scindere le due cose. Diciamo che nella concezione popolare spesso non si riesce a capire quella che è la dimensione aziendale di un'impresa teatrale di professionisti, perché diciamo lo spettatore anche comune cosa vede? Vede soltanto la rappresentazione, cioè quello che avviene sul palcoscenico, ma spesso non si rende conto che per arrivare su quel palcoscenico dove agiscono degli attori, dove ci sono tecnici, c'è tutto un lavoro dietro di prove, di controprove, di figure lavorative, di scenografi, di sarte, di tecnici, di registi e di organizzatori, cioè sono tantissime figure lavorative che rappresentano poi, diciamo, riferimenti di lavoro primario, di lavoro, diciamo, essenziale per la vita stessa della persona. Per cui, dal punto di vista popolare, certo, c'è questa non concezione di quella che è la dimensione vera di un settore, di un'impresa teatrale. Chi è più addentrato, logicamente, capisce bene che non è la rappresentazione soltanto il lavoro, diciamo, di un'impresa teatrale, ma significa tantissime cose e tantissime figure, tantissimi capitali che vengono investiti anche nel realizzare una messa in scena. Significa in questo momento che siamo fermi, a parte tutte queste varie figure lavorative che non possono operare, ci sono anche tantissime altre spese. Significa capitali, diciamo, di impianti tecnici che sono fermi lì, che non possono agire, significa affitti di teatri, significa tantissime cose che purtroppo diventano capitale morto, che non hanno poi una possibilità di introito. Mimmo, ti fermo un attimo perché ti chiedo, no, mi è venuto in mente ora, noi in questi giorni di ripartenza abbiamo visto molte proteste di piazza, sostanzialmente commercianti, ristoratori, sì, no? Sì. Denunciavano le stesse cose che state denunciando voi in questo momento, però nessun artista è sceso in piazza. Come mai? Non c'è, Sì. Anche qui è un problema culturale, gli artisti non scendono in piazza? Sicuramente, vedi, c'è una componente legata a un discorso culturale, c'è un discorso anche forse non c'è quell'unità
forte come in altri settori lavorativi, però sicuramente la componente culturale che diciamo concretamente non scende in piazza con i bastoni oppure con un'agitazione forte che brucia i cassonetti, che fa questo e quell'altro. Certo, il nostro settore non arriva a fare questo perché c'è un modo anche di pensare, un modo di ragionare sicuramente diverso. Forse questa evidenza non c'è. Si va sempre su un discorso, diciamo, di trasmissione diretta dove si utilizzano, diciamo, i mass media più che altro, ecco, la scrittura, ecco. C'è forse una ribellione più tacita, tutto sommato, ma questo non significa che non sia forte anche in questa direzione. E poi anche il discorso della detraibilità, diciamo, dei biglietti di acquisto, voglio dire, è un'idea geniale e ottima anche per invogliare la partecipazione del pubblico. Però qualcosa è stato fatto, tant'è vero che il bonus che è stato dato anche per la cultura dà la possibilità a chi lo riceve comunque, almeno a una parte di pubblico, di poterne usufruire. Bisognerebbe estenderlo a tutti questo, ecco, con la possibilità di renderlo detraibile nella dichiarazione dei redditi. Sicuramente sarebbe anche un modo efficace, una risposta anche forte, una stimolazione per lo spettatore a partecipare di più, a invogliarlo. Certo, e vedete come stanno venendo fuori, no? Le idee anche molto concrete, le idee per rilanciare il settore del teatro. In questo lungo lockdown, voi come artisti, come avete ripensato il teatro o come avete vissuto questo stop imposto chiaramente dalla pandemia? Le piattaforme web, prima lo diceva qualcuno di voi, mi pare Imma, che insomma il teatro è contatto, la piattaforma web è in qualche modo non può sostenere, non può sostituire assolutamente, ma sicuramente per altri ambiti, lo abbiamo visto per la didattica a distanza, è diventato un utile aiuto. Per voi invece qual è il vostro rapporto con il web? In questi 2 mesi vi siete confrontati, è nata un'idea nuova, dalla difficoltà si è intravisto poi invece un'opportunità oppure no? Dario, ricominciamo da te. Queste tue domande sono stupende perché sono sempre molto ricche. Allora, io intanto ti dico, il web l'ho scoperto, quindi devo ringraziare la pandemia per dire che ho scoperto il web, nel senso che mi sono ritrovato a dover scaricare Skype che avevamo in ufficio per una serie di cose di ordine appunto organizzativo, di riunioni fatte anche con artisti di altri stati. Però ho dovuto metterlo sul mio cellulare, ho scaricato Zoom, ho scoperto come i miei figli si sono subito adattati a questa didattica a distanza con una capacità di resilienza veramente encomiabile. Per cui ho scoperto il web. Rispetto al nostro mestiere, io niente, la penso come Imma, cioè il nostro mestiere vive di rapporto, vive di un rito che si crea ogni qualvolta qualcuno esce di casa e si presenta in un luogo e condivide quel luogo con delle persone che gli raccontano una storia. Per cui il teatro ha questa fragilità, ma nello stesso tempo è la sua grandissima forza. Però sicuramente il web quindi il web non può sostituire il teatro e il fatto teatrale. Sicuramente può aiutare il comparto teatrale, può essere strumento di promozione, può essere strumento di documentazione di certe cose, può essere utile per raccontare cosa ci sta dietro uno spettacolo. Quindi facendo anche delle lezioni spettacolo intorno alle messe in scena. Però sicuramente non possono sopperire
a quel magico rito che si crea nel momento in cui delle persone si riuniscono per chi a raccontare e chi a voler ascoltare delle storie. Per cui questa un po' è la situazione con il web. Per quanto riguarda quello che dicevi, questo lockdown, parlo per esperienza personale e poi anche, insomma, avendo un po', dopo essermi confrontato con un po' di amici, forse all'inizio ci ha impaurito, eravamo abbastanza frastornati. Infatti c'è chi si è chiuso a riccio ed è un po' sparito, chi invece in maniera anche forsennata, anche bulimica, ha fatto di tutto per essere presente appunto invece sul web, regalando musica, regalando pezzi di teatro, regalando poesie, regalando letture, eccetera. Io sono stato un po' a guardare, mi sono vissuto il panico di questa pausa, poi mi sono reso conto che invece era un momento molto, molto forte, molto bello anche da vivere. Mi sono ricordato anche di alcuni artigiani che usano la pausa, come dicevo all'inizio, come necessità. Sotto casa di Saverio, che è il mio socio, c'è una piccola bottega di un falegname e io l'ho sempre visto lavorare e lui si faceva queste giornate in cui lavorava su una cosa, sul restauro di un mobile, poi si fermava, fumava una sigaretta, attendeva che la colla prendesse. E lui diceva: guarda che a me questo tempo di pausa mi serve, perché poi guardo il mobile e mi rendo conto dove devo intervenire, cosa sto sbagliando, cosa posso migliorare. E secondo me questa pausa, chi l'ha utilizzata in questo modo, è servita per guardare anche al proprio lavoro, a quello che va bene, a quello che va male, a come migliorarlo. Quindi un'analisi, dici, no? Un'analisi Sì. su ciò che è stato fatto. Imma Guarasci, invece tu che sei una teatroterapeuta, lo ricordiamo, in questa pausa è stato più facile, anche hai avuto un ruolo maggiore, no? Perché curare questo silenzio improvviso con il teatro forse ti hanno cercata di più? Sì, diciamo che la teatroterapia è una delle branche del teatro sociale, lo dico per chi non si fosse mai approcciato a questa disciplina. Nasce proprio come attività formativa e di accompagnamento, di sostegno attraverso la disciplina del teatro per fare in modo che si possa raggiungere un equilibrio o si possa essere in rapporto con se stessi e far emergere il proprio potenziale creativo, artistico. Quindi questo tempo sospeso è stato, credo, necessario per me, ma anche, come diceva Dario, per molti di noi, affinché si potesse riscoprire, per chi lo avesse dimenticato, anche quella parte più recondita di noi, di creatività, di necessità di una pausa. Edoardo dava tantissima importanza alle pause, per cui in teatro è necessaria la pausa per far comprendere meglio anche dopo l'azione e la battuta che segue. Io personalmente ho cercato di utilizzare quelli che sono gli strumenti della comunicazione sociale, anche perché ero reduce da un master di comunicazione sociale proprio che ho frequentato lo scorso anno e che ho conseguito, in cui questo strumento appunto delle piattaforme digitali mi ha consentito di avvicinarmi paradossalmente molto di più agli individui attraverso il teatro. Ho attivato una rubrica di teatroterapia che ho intitolato Avrò cura di te, dove non ho la pretesa di essere un maestro o di dire delle cose agli altri, ma semplicemente di stimolare
a dei pensieri, alla creazione di nuovi personaggi, perché credo che ognuno di noi, che sia teatrante o che sia non teatrante o che sia un individuo, diciamo, umano, abbia la necessità di far emergere il proprio personaggio o di cambiare anche le menti, la propria mente, cambiare il proprio approccio alla vita, quindi la creazione anche di nuovi spettacoli. Sto lavorando con il mio gruppo teatrale, uno dei miei gruppi teatrali, con Maschere e Volto, a un testo che si intitola La paura, proprio per esorcizzare attraverso quelle che possono essere le paure di ognuno di noi e attraverso il teatro, e fare in modo di effettuare quelli che sono dei cambiamenti sociali. Quindi io dico che questo tempo sospeso ci abbia consentito ad ognuno di noi la possibilità di una trasformazione, di un lavoro su se stessi, sull'attore, sul personaggio, come diceva Stanislavski. Certo, Domenico Pantano, a te voglio fare una domanda, no? Anche forse scontata, nel senso che te l'avranno fatta tante volte, però voglio capire se è solo anche questo un nostro atteggiamento mentale o se esiste davvero la difficoltà, anche perché la tua scelta è stata quella di rimanere in Calabria. Ti voglio chiedere questo: fare teatro nella nostra regione è più difficile che altrove? E perché? Se sì. Ma guarda, c'è da dire questo, che contrariamente a quello che avveniva 30 anni fa, dove logicamente c'erano difficoltà anche di natura diversa, dove non c'erano spazi, dove era tutto molto molto improvvisato. Ti parlo, quando io ho iniziato, mi ricordo che andavamo nelle piazze in giro. Io ho fatto una grande esperienza perché ho vissuto a Roma per 10 anni, dove mi sono formato teatralmente, e poi sono ritornato in Calabria dopo circa 10 anni di attività che ho svolto un po' in giro per l'Italia con Capo Roma. Quindi mi ricordo che noi venivamo durante i periodi estivi, ma era tutto molto improvvisato, ecco, a livello, diciamo, di rappresentazioni. C'è da dire che negli ultimi anni, anche grazie a un po' di aiuti e di attenzione da parte della Regione Calabria, dove prima comunque era tutto molto molto disordinato e improvvisato, c'è stata un'attenzione anche diversa. Per cui ritengo che negli ultimi anni c'è in qualche modo è stato facilitato, diciamo, il settore per poter operare. Si tratta comunque di tenere sempre vigile questo rapporto, anche stimolazione verso il mondo politico, perché potrebbe comunque rivelarsi un fatto molto positivo e creare situazioni lavorative anche nella nostra regione. Certo, è chiaro che magari, diciamo, l'attività, il sostegno regionale della nostra regione, contrariamente a quello che può avvenire in Sicilia o in Toscana, in altri posti o in Lombardia, è chiaro che siamo in qualche modo l'ultima ruota del carro, però qualcosa si è svegliato rispetto a prima, c'è da dire e bisogna ammetterlo. Ci fanno piacere queste sue parole. Leggo a tutti voi un messaggio di Sasà Calabrese che è arrivato in questo momento sul nostro numero WhatsApp. Non l'ho fatto finora perché pensavo bastasse il nostro numero di telefono in sovrimpressione, ma chiaramente qualora voleste siete invitati a questa discussione, che è una discussione aperta. Dicevo, Sasà Calabrese ci scrive: un abbraccio a tutti gli operatori culturali che in questo momento sono in serie difficoltà. Ci vorrebbero delle linee guida dettagliate per ogni situazione, per ogni piccola realtà, perché forse è l'unico modo per iniziare dalle piccole realtà. Vi abbraccio tutti, Sasà Calabrese. Allora, Dario, non lo so, Mimmo, voi, visto che siamo ancora con te, cosa rispondi? Cioè, condividi questo pensiero di Sasà Calabrese, perché è ciò che noi percepiamo, poi è quello che lui scrive, serie difficoltà. Sì, certo, ci sono serie difficoltà, questo è indubbio, però io sono anche ottimista, nel senso
che se viene fuori una buona volontà da parte anche di chi ci governa, tanti problemi possono anche essere risolti, non sono irrisolvibili, ecco, secondo me, da quello che posso pensare. Ci vuole attenzione anche da parte del mondo politico, che in gran parte loro possono risolvere tanti problemi, hanno le armi per poterlo fare. Certo, tu dici che tra l'altro negli anni, anche se piccoli, dei passi avanti sono stati compiuti in questo settore ed è importante, tu dici oggi c'è una regolamentazione che prima non esisteva. Che prima non esisteva, anche gli spazi dove si agisce, anche quelli estivi, è chiaro che sono totalmente diversi di quelli di 30 anni fa, sono organizzati. Io mi ricordo che andavamo a fare gli spettacoli dove la gente stava come nei concerti, tutti in piedi, oppure camminavano, oppure andavano al bar e poi arrivavano, cioè facevano un tipo di pubblico disordinato, perché era disordinata l'organizzazione, era in mano direttamente ai comuni, spesso i comuni impreparati anche in questo senso. Mi ricordo che io ho stimolato decine di comuni in giro per la Calabria a comprare un palco e a comprare le sedie per gli spettatori e a trovare lo spazio adeguato poi per fare la rappresentazione, perché il problema, diciamo, degli anni passati di un assessore comunale era quello di fare la rappresentazione nella piazza principale del paese per dare notorietà all'amministrazione stessa, e quindi diventava un discorso, un fatto molto disordinato, come si poteva fare un concerto. Il teatro non è un concerto, il teatro presuppone principalmente il silenzio, diciamo, dello spettatore e l'ascolto. Se manca questo e se manca questo rapporto tra attore e spettatore, viene meno quella che è la prerogativa principale della rappresentazione teatrale. Dario, a te chiedo, intanto sicuramente condividi ciò che ci ha scritto Sasà Calabrese, però voglio anche ragionare su altro, no? Spesso, soprattutto i giovani, immagino che nella tua compagnia ce ne saranno tanti, no? Con i sogni che tu hai avuto da ragazzo e che hai avuto tu invece la fortuna di realizzare. Sicuramente non basta essere bravi, non basta solo investire nello studio della recitazione dei testi, che è uno studio anche complesso, ma bisogna anche essere bravi imprenditori per fare teatro. Cioè diamo anche un tipo di messaggio che è un messaggio che unisce la bellezza, no? Della cultura con la praticità della vita, perché altrimenti parliamo di due mondi distinti che non si conciliano. Sì, secondo me è stato uno dei grandi problemi dell'essere artista, almeno un po' di anni fa. Cioè, immaginarsi come persone distanti dal vivere quotidiano e dall'essere anche imprenditori di se stessi. Perché invece la grande forza dei grandi artisti è data anche dalla loro capacità di stare nel mondo del lavoro, con grande preparazione, quindi la stessa preparazione che ci si mette nello studio dell'arte teatrale nel nostro caso, ma in tutte le arti. Lo stesso tipo di studio va fatto anche per la parte appunto più organizzativa, più imprenditoriale, più lavorativa di questo mestiere. Io dico sempre ai miei giovani attori, ma un contratto nazionale del lavoratore dello spettacolo lo avete mai letto? Dovete leggerlo, perché se non sapete quali sono i vostri diritti non potete poi difendervi da un mercato che spesso dà delle pressioni negative nei confronti del comparto artistico. Per cui sicuramente bisogna essere imprenditori di noi stessi, avere la capacità di fare impresa. Ha ragione Mimmo che le cose sono cambiate in Calabria. 30 anni fa era sicuramente un Far West molto diverso da quello che adesso. Adesso ci sono delle istituzioni, ognuno nei suoi territori ha fatto questo lavoro certosino di far capire che le cose che si preparavano e che si compravano per l'estate dovevano essere anche tutelate, e che quindi
gli spettacoli teatrali dovevano avere degli spazi diversi dal campo sportivo, dove magari venivano fatti invece i concerti. Certo, sei stato chiarissimo, Dario. Volevo solo, perché poi la salutiamo, Imma, perché insomma abbiamo altre cose in scaletta, in trasmissione. Però Imma, ci tenevo ad avere questo tuo parere, no, su quest'estate, perché le compagnie amatoriali rispetto a questa nuova stagione che verrà, come si proporranno? Se riusciranno, secondo te ci sarà? Perché da loro ho capito, sia da Dario che da Mimmo, che si stanno in qualche modo riorganizzando, pensando all'aperto piuttosto che al chiuso, però rimodulandosi, no? Per le compagnie invece amatoriali, tu mi parlavi anche di spazi che è difficile anche fare le prove per una serie di spazi, no? Vi siete confrontati con un problema che prima non avevate mai avuto, quindi è chiaro che c'è da affrontarlo in maniera nuova e da risolverlo. Quindi sostanzialmente le compagnie amatoriali quest'estate saranno in campo o no? Sicuramente sì, saranno in campo però in modalità differente. Per esempio ci sono dei premi nazionali promossi dalla Fita Provinciale di Cosenza, il premio Ausonia, che è già alla diverse edizioni ed è anche riconosciuto a livello nazionale, che propone ogni anno a tutte le compagnie aderenti alla Fita, ma anche alle altre federazioni di teatro amatoriale di partecipare. E sicuramente una destagionalizzazione di queste attività va preventivata, va pensata, perché molte compagnie non saranno, come dicevo prima, non saranno pronte. Altre probabilmente saranno pronte e si troveranno le modalità anche online, oppure rivalutando degli spazi, dei nuovi spazi deputati al teatro, per poter eseguire queste bellissime rappresentazioni e portarle in scena per un pubblico che vorrà venirci a guardare. Grazie, insomma ci piace questa tua idea, grazie per essere stata con noi, ti salutiamo, ti facciamo tanti in bocca al lupo per questa bellissima avventura, per questo nuovo percorso che stai tracciando in Calabria. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza e ultima parte di Tempo Nuovo, ci ha raggiunti anche Gianfranco Confessore, grazie per essere con noi. Con lui parleremo tra poco di una sperimentazione molto interessante che stiamo facendo insieme, però vorrei chiudere questo argomento, ripeto, molto variegato del teatro. Mentre eravamo in pubblicità ci è arrivato un WhatsApp e ancora Sasà Calabrese, questo importante artista calabrese che ci ha scritto, ci piace far sentire la sua voce, lui dice vuole essere anche una riflessione per Dario e per Mimmo, e su questa cosa vi chiedo poi un brevissimo parere e poi ci salutiamo. Sasà Calabrese scrive: forse è l'occasione giusta per portare alla luce spettacoli e realtà che non fanno numeri giganti, che non comportano affluenze grandi. Forse è l'occasione giusta per poter organizzare qualche concerto, la gente ne ha voglia e si può accontentare questo desiderio. È il momento dei musicisti, non delle star. Tutti quei musicisti che normalmente hanno poco spazio e ai quali un pubblico di 1000 persone rende felicità potrebbero trovare più luce, più seguito. Un abbraccio grande a Dario, riferimento per il nostro territorio, un abbraccio a Mimmo Pantano, che ho avuto occasione di conoscere per alcuni spettacoli realizzati per lui con Anna Mazzamauro. Insomma, queste le parole di Sasà Calabrese. Dario, partiamo da te. Ti sembra ha una visione, no? Sasà, molto particolare. Lui dice, in sostanza, per la Calabria potrebbe essere un'occasione per i tanti artisti calabresi. Sono d'accordo con Sasà. Tra l'altro Sasà è, come dicevi tu, un grandissimo artista,
che si ritrova anche in produzioni anche molto grandi, molto importanti, come con Anna Mazzamauro, con la quale va in scena e per la quale ha pensato le musiche dello spettacolo. Però è un uomo anche, è un artista che è capace di stare appunto nei piccoli luoghi, a fare piccole comunità. Ed è vera questa cosa, è anche stata la forza di tanti artisti e di tante manifestazioni teatrali e musicali in Calabria, ma in Italia, che sono partiti dai borghi e dalle piccole comunità per fare spettacoli. Quindi, visto che tra l'altro sono saltati tutti i mega concerti in Italia, in giro per l'Italia, forse è vero che gli artisti più piccoli in quanto celebrità, essere celebri e non piccoli perché lo sono artisticamente, possono avere la forza e avere in questo momento anche lo spazio per arrivare in tantissimi luoghi a tantissime persone in queste modalità un poco più piccole, più di nicchia. Una cosa che volevo dire, Rosalba, è che noi per esempio rispetto al Festival Primavera dei Teatri, che naturalmente doveva aprire i sipari adesso a fine maggio, stiamo ancora tentando di salvare l'edizione ripensandola in autunno, quindi stiamo ragionando su una ipotesi di 21esima edizione tra ottobre e dicembre, naturalmente ripensando anche la modalità di fruizione del festival, anche alla luce di tutto quello che abbiamo detto finora. Certo, e noi vi seguiremo chiaramente. Grazie Dario per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto, ma ripeto, vi seguiremo perché io sono convinta che anche il nostro lavoro sia di costruzione consapevole di ciò che sono le nostre eccellenze calabresi, spingere finché tutto questo patrimonio che voi avete dimostrato di avere diventi patrimonio di tutti e ricchezza per la nostra regione. Grazie Dario per essere stato con noi. Mimmo Pantano, allora rispetto anche a quello che diceva Sasa Calabrese, no? Tu condividi, tra l'altro mi piace anche vedere questi artisti che si seguono, perché questo è venuto fuori, no? Vi conoscete, vi seguite, vi supportate, certo, è anche certo. un'immagine di unità che forse va controcorrente rispetto all'immaginario collettivo. Sì, sicuramente diciamo l'immaginario collettivo è un po' controcorrente. Effettivamente ci sono questi rapporti nel settore, un po' con tutti, ecco, ci conosciamo un po' tutti, quindi ognuno sa quello che fa, ci scambiamo anche delle idee. Certo, quello che diceva Sasà in questo momento è da rifletterci bene, perché sicuramente è una grande occasione per trovare degli spazi anche alternativi e diffusi su tutto il territorio regionale in maniera più capillare, dando spazio anche a questi gruppi, come diceva Dario, che hanno meno celebrità, ma per niente, voglio dire, in ogni caso di grande qualità artistica, e quindi diventerebbe una diffusione un po' in tutto il territorio, creando tantissime occasioni un po' per tutti, quindi un numero diciamo elevatissimo di punti di riferimento, contrariamente ai mega concerti che logicamente si contano sulla punta delle dita e sono aree molto, molto precise, pochissime distribuite nel territorio regionale. Quindi è una riflessione che bisognerebbe farci, e chi è responsabile anche di spazi potrebbe farci un pensierino anche in questa direzione. Abbiamo lanciato anche questo appello che non è da poco, grazie a Domenico Pantano per averci dedicato del tempo, anche a te, a tutta la tua compagnia, a quello che fai per i tuoi programmi. Ti auguriamo davvero tante cose belle, tienici informate perché ci piacerà poi seguire anche i tuoi programmi e i tuoi calendari. Grazie molte per essere stato con noi.
Gianfranco Confessore, allora siamo ad un altro argomento, tra poco proprio sulla nostra rete, in coda a questa trasmissione andrà in onda la seconda puntata della sitcom Il Condominio. Tra l'altro già la scorsa settimana ha avuto molto seguito, ci fa chiaramente piacere perché facciamo, come dicevo prima, insieme a voi questa sperimentazione. Però presentiamola bene, presentiamola meglio. Come nasce questa idea? Allora, buonasera a tutti. L'idea nasce, diciamo, da una telefonata, come diversamente non sarebbe potuto accadere in questo periodo che ci ha visti un po' così, rimanere a casa. Una telefonata tra me e Ermanno Reda, che mi ha contattato, un mio caro amico. Abbiamo pensato di realizzare questa sperimentazione di regia condivisa, se così possiamo definirla. Serviva qualcuno che scrivesse una sceneggiatura da un punto di vista un po', diciamo così, comico, satirico, e Ermanno ha proposto l'amica comune Lia Calabria, che ha saputo in qualche maniera, diciamo, tirar fuori un'idea molto molto particolare su cui abbiamo costruito poi queste 6 puntate di Il Condominio. Tra l'altro non a caso Il Condominio, perché nel lockdown è diventato un po' il nostro universo, no? Assolutamente sì, è proprio, diciamo, a questo lockdown che si ispira questa sitcom, questa web series. Poi ovviamente parlando con l'amico Attilio Sabato, direttore di questa importante emittente, lui stesso ci ha, diciamo, meglio, io ho proposto di mandarli in onda, di fare una sperimentazione comune anche televisiva, e quindi ci ritroviamo qui con immenso piacere a proporre in anteprima ogni puntata. Gianfranco, c'è anche, chiaramente voi avete anche, come giusto che fosse, no, pensato anche sullo storyboard delineato ciò che è il percorso di questa serie. Qual è l'obiettivo? A chi è rivolto? Poi tra l'altro mi piace molto anche il punto di vista, no? L'ironia che avete deciso di inserire in questa serie. Sì, assolutamente sì. Il merito diciamo, dell'ironia e della particolarità è soprattutto di Lia, che ha scritto la sceneggiatura. Poi ognuno, sono 24, ognuno degli attori, alcuni professionisti, altri non, che si sono ovviamente prestati a questa operazione. Il merito è stato quello di essere registi di se stesso, quindi hanno scelto le inquadrature, hanno scelto anche il tipo di interpretazione da fare. E poi il materiale è arrivato al sottoscritto, che ha cercato di montarlo e di dirigerlo nel miglior modo possibile. Colgo l'occasione anche per dire che le musiche sono originali, sono suonate direttamente alla chitarra da un mio caro amico, il dottore Attilio Lurso, che si è prestato anche per le musiche. Diciamo che l'obiettivo era quello di dimostrare come la televisione, il cinema, l'arte in generale possa essere resiliente, cioè possa adattarsi anche a condizioni piuttosto particolari, piuttosto difficili, come sono state quelle dei mesi scorsi, e alcune cose si riescono a realizzare. Proprio sulla modalità di realizzazione della sitcom mi piacerebbe soffermarmi, no? Perché voi avete girato in modalità da remoto, cioè noi siamo abituati al montaggio da remoto, ma non al girato da remoto. Quindi com'è stata questa nuova esperienza della regia a distanza, se mi consenti, no? Sì, è proprio così, nel senso che in sceneggiatura io ho aggiunto poi delle note, chiamiamole così, tecniche, su cui i vari attori dovevano più o meno organizzarsi, quindi la risoluzione del telefono, la tipologia delle riprese, i movimenti di camera che potevano o non potevano fare. Poi il produttore Ermanno Reda è stato bravissimo nel raccogliere tutto il materiale che proveniva dai vari personaggi, dai vari interpreti che hanno partecipato alla fiction, e me lo ha rispedito in maniera molto molto ordinata. Approfitto anche in questo caso per fargli i complimenti, perché diciamo poi il mio lavoro è stato veramente semplice, nel senso che mi sono ritrovato le scene già ordinate con gli screenshot ben definiti, e diciamo mi sono occupato, ho cercato di renderlo il più fruibile possibile.
Insomma, abbiamo anticipato il futuro, ci siamo ritrovati nel futuro, lavorando quasi nel futuro in questa modalità. Sì, siamo stati i primi, nel senso quasi i primi, nel senso che una persona che conosco, Maria Grazia Cucinotta, sta facendo la stessa cosa, ma in maniera, diciamo, ovviamente molto molto più complessa. E siamo stati i primi a tirar fuori tra i primi a tirar fuori quest'idea di regia, di girato condiviso, buttandola ovviamente sull'allegro, non tanto sul tecnico. Cioè quello che mi piace sottolineare è che questa cosa l'ha vista non tanto da un punto di vista di risultato, quanto soprattutto da un punto di vista di esperimento. E assolutamente, lo abbiamo sottolineato più volte. Però quello che ti voglio chiedere, nella storia cosa ti ha colpito? Perché c'è la stesura, lo abbiamo anche elencato, no? I vari passaggi che poi hanno portato al prodotto finale, però alla base di tutto c'è questa storia che colpisce. Non diciamo come finirà la sit comedy e tutta la serie, però cosa ti ha colpito in modo particolare della storia? Ma la storia è molto fruibile, nel senso che è una storia che scivola. Io quando ho montato il primo episodio avevo paura che poi alla fine, riguardandolo, magari ecco, veniva fuori qualcosa di non fruibile. Invece in realtà è stato il contrario, nel senso che me lo sono rivisto diverse volte. Questo sia per, come dire, bravura nella scrittura della sceneggiatura, ma anche nell'interpretazione di molti. Devo sottolineare che molti degli interpreti, da alcuni ovviamente professionisti me lo aspettavo, ma da quelli diciamo non professionisti sono rimasto veramente colpito da come sono riusciti a calarsi in questa storia un po' comica, un po' satirica, ma anche, come vedrete poi alla fine, anche un po' diciamo riflessiva, cioè ci fa riflettere su questo momento particolare che abbiamo attraversato e che tutti noi speriamo non si debba più ripetere. Assolutamente, ci associamo al tuo augurio. Tra l'altro ogni storia ha in sé, no, un messaggio che va fatto proprio. Noi vi ringraziamo per intanto aver messo in piedi questa bella sperimentazione tutta made, no, in Calabria, che anche questa Sì, è un'altra cosa da sottolineare. Sì, assolutamente sì. Ringraziamo ovviamente, è un team che vede come primo attore anche Ten, quindi la possibilità anche per gli attori, come dire, neofiti di essere in onda è sicuramente una nota curriculare che non è da sottovalutare in nessun caso, assolutamente. Grazie per essere stato con Grazie noi. a voi. Noi vi lasciamo proprio alla sit comedy Il Condominio. Grazie a Luca Chito e regia, vi diamo appuntamento a domani. Dopo una lunga e snervante telefonata, il portiere, sfinito dall'ennesimo reclamo della dottoressa Sartori, disperato, si appresta ad affrontare il terribile amministratore condominiale, l'avvocato Colle, il quale, con impaziente fretta, lo reclama attraverso una videochiamata. Buonasera, avvocato, come posso esserle utile? Accetta tutto. Io domani avviserò tutti tramite mail. Tutti. Avvocato, scusate, ma che devo accettare? Io non ci sto a capire nulla. La maga. Chiama la maga e sbrigati. Le daremo 3.000 euro. Accetta tutto da quella pazza millantatrice. Ma come? Lei l'ha sempre contestata. Accetta subito. Rischio di perdere le prestazioni della mia dottoressa. Sai, mi ha appena chiamato, incavolata nera. Mi ha raccontato di un incontro con il re e poi mi ha minacciato di non curare la mia dolorosa sciatica, che da anni mi perseguita. Se non provvedo a rimuovere dal palazzo
lo spirito di Alarico. Va bene, si calmi, avvocato. Provvedo subito ad avvertire la maga. Buona serata. Ai dolori della sciatica non c'è pidocchioso che tenga. Il dolore fa sempre brutti scherzi, cari miei. E così, per non perdere le efficaci cure della brava dottoressa, l'avaro amministratore si affida alla magia della maga Agnes. Agnes! Raimonda, hai visto? Si sono dovuti ricredere. Io, la grande maga Agnes, avevo ragione. Il nostro condominio è invaso dallo spirito di Alarico. Tutti temono i suoi dispetti. Agnese, tu sei pazzesca. Io l'ho sempre detto che quegli ingrati blasfemi dovevano credere alla tua profezia. No, dai, non esageriamo. Non sono un profeta. Però lo spirito c'è, lo sento. Aleggia su di noi. Dov'è? Io ho paura. Aiuto! Raimonda, ma che fai? Non è ora di urlare. Ma vedi un po' che assistente che mi è capitato. Meno male, che paura. Ed ora che si fa? Raimonda, ma che si fa? Mi devono pagare 3.000 euro e gli acchiappo Alarico e lo rimando nel 400. Che brava tu. Io lo so, tu sei la nostra salvezza. Quello stupido dell'avvocato mi deve pagare. Tutte le volte che mi hanno preso in giro. Ecco, ora la pagano cara ed amara. Raimonda è la distratta e diciamo anche improvvisata assistente della maga e mentre si appresta a preparare gli ingredienti che dovrà più tardi far pervenire alla maga, riceve la videochiamata di Sergio Castaldi, uno studente fuori sede che sta al piano di sopra. Diciamola tutta, Sergio è da sempre perdutamente, follemente innamorato di questa fascinosa donna e quindi arriva la videochiamata. Shh. Ciao Raimonda, magnifica, bellissima, preparatissima. Ho appena finito di studiare. Senti, ma ho appena letto l'email riguardo l'aumento delle spese condominiali. Ma allora è proprio vero? Siamo invasi dallo spirito di Alarico? Ebbene sì, Sergio. Ma non temere, perché la nostra Agnese ci salverà. Eh beh, lo dici tu. Comunque, sai, l'altra sera ho avuto un sogno premonitore. Praticamente ho sognato che Alarico cercava qualcosa. Io mi sono avvicinato e lui, tutto indaffarato ed incavolato: spostati e non infastidirmi. Cerca di essere un uomo valoroso e conquista la tua donna. Che grande uomo. Che grande seduttore il nostro Alarico. Ah, perché? Che vuoi dire che non ho le sue capacità seduttive? Che ne sai tu? La mia ultima conquista, sai, da quando siamo in quarantena non riesci a vivere senza di me. Ah, bene. E perché non hai chiamato la tua ultima conquista? Chissà come aspetta, poverina. Io comunque devo andare. L'infuso che salverà tutti noi mi aspetta. Ciao! Mi sa che aveva ragione Alarico. Sono proprio uno stronzo.